cosa che amo di più è proprio battere con il martello. Mio suocero amava la macchina, io invece amo il martello ed è quello che mi dà più soddisfazione, la soddisfazione di vedere questo piccolo quadratino a 6x6 e diventare 10-12 cm di grandezza, è quella forse la soddisfazione. E poi la soddisfazione di guardarlo contro luce e vedere se sono arrivato o non arrivato al peso, perché io il peso lo guardo attraverso la luce che filtra attraverso la foglia. Quando mio marito è venuto qui, il primo periodo chiaramente stava imparando, mio papà non era proprio convinto più di tanto delle sue capacità e ha detto, ma non so se riuscirà. Ho iniziato nel 1976, quando praticamente mio suocero mi disse: guarda, perché non vieni ad aiutarmi nella mia bottega dove io faccio un mestiere particolare, e sono venuto qui, era il luglio del 1976, il 1° luglio, e mi ha dato sto martello in mano e mi ha detto: guarda, devi fare così, così, così. E da lì è iniziata un po' questa avventura che sto ancora portando avanti, a modo mio chiaramente. Quindi questa foglia viene tagliata in 4 pezzi e viene inserita in delle forme di plastica che si chiama mylar, e queste vengono battute con dei martelli che vanno dal 3 agli 8 kg. Dai 3 agli 8 kg, e diciamo che il martello più piccolo serve per la sgrossatura e poi mano a mano si passa ai martelli più pesanti fino ad arrivare appunto al martello da 8 kg, che è il martello di finitura. Nel mosaico, che è quello più sottile, arriviamo praticamente a 20 grammi sulle 1000 foglie tagliate 82x82. Quindi vuol dire che un libretto da 25 fogli pesa mezzo grammo, tagliato 82x82. Per finire una forma, di solito si vanno dalle quelle che hanno uno spessore più grosso, quindi quelle con un oro più sostenuto, intorno ai 25.000 colpi, mentre quelle più sottili vanno dai 30 a 35.000 colpi.